In provincia di Vicenza, tra Bassano e Marostica, l'attività jazz si svolge molto intensamente. Tra concerti, festival e club è uno dei territori più attivi, grazie anche alla presenza di musicisti di riconosciuta capacità artistica. In questo nostro viaggio abbiamo incontrato Beppe Calamosca, trombonista, e Michele Polga, sassofonista. Con loro abbiamo fatto 4 chiacchiere sul jazz. La mia visione jazz è, diciamo, non riguarda tanto lo strumento. Il mio strumento non l'ho scelto io, mi è stato quasi imposto. Lo strumento è solo un modo, un mezzo per esprimere quello che tu senti, quello che tu hai dentro. Dico così perché il trombone, in pratica ho iniziato, volevo suonare la batteria, mi è stata affidata la fisarmonica, dalla fisarmonica al conservatorio sono passato al flauto, dal flauto sono passato alla tromba e a qualche anno dal diploma l'insegnante mi fa passare al trombone. Quindi come vedi lo strumento forse non è così determinante, è determinante invece quello che tu riesci poi a esprimere attraverso il tuo strumento, le tue sensazioni e quello che può essere la tua visione del jazz. Questa è la cosa più importante secondo me. Da bambino i miei genitori hanno deciso di farmi fare musica per farmi fare un'attività extrascolastica e ho cominciato con il pianoforte. Abbastanza giovane, tipo alle elementari, forse in terza elementare. E poi niente, poi ho cominciato gli amici, il calcio, ho voluto smettere. E mio padre, che suonava nella banda, una volta su consiglio del maestro della banda di quel tempo gli fa: ma perché non porti tuo figlio qui, magari gli diamo uno strumento a fiato, lui comunque ha già fatto musica, se non che vado a questo incontro e mi fa: senti, io ti farei provare la tromba. Io non avevo particolarmente voglia di fare questa cosa, però ci sono andato e insomma mi dà la tromba, vado a casa, mi metto davanti allo specchio, mi guardo con la tromba e faccio: no, non mi piace. Torno su il giorno dopo e gli faccio: guarda, questo strumento non mi piace molto. E fa: cosa vuoi provare? Fa: il clarinetto. Il clarinetto, avevo sentito qualcuno che suonava, non mi piaceva, e gli faccio: senti, prova a darmi il sassofono. E allora mi dà un sassofono, vado a casa, mi metto davanti allo specchio di casa e dico: beh, questo mi sta bene. Spingerei un ragazzo a suonare il trombone soprattutto per il fatto che lo strumento è bellissimo, anche se io non l'ho scelto, però ormai lo amo perché è uno strumento, ma soprattutto per il fatto che siamo talmente pochi che veramente quasi quasi lo costringerei a studiare il trombone, anche tromba o trombone. Il trombone è uno strumento che ha dei colori e delle particolarità che sono secondo me bellissime, perché ha una possibilità di colori, di espressione effettistica e coloristica eccezionale, solo per il fatto per esempio dell'estensione del suono, no? Va dai suoni molto bassi a dei suoni molto acuti. E questo timbro e questo colore particolare crea degli effetti all'interno dell'orchestra che sono veramente un altro effetto, il glissato. Il glissato per esempio è un effetto che durante un solo, durante all growl, questo fatto di parlare all'interno dello strumento. Ecco, tutte queste componenti che in altri strumenti non si possono effettuare, in un sassofono è difficile creare questo tipo di effettistica. Trombone, tromba, sordine, growl, glissati, ecco, tu c'hai delle componenti che all'interno di un solo, oppure all'interno di una sezione, mentre tu se logicamente chi fa l'arrangiamento e scrive queste cose, ti dà dei colori all'interno dell'orchestra che sono secondo me stupendi. Utile per un musicista, non solo di jazz, ma per un musicista in generale, è suonare il più possibile, cioè stare a contatto con la musica, con il proprio strumento.
E le jam session io non ne ho frequentate moltissime, però sì, insomma, se c'era la possibilità si andava a farla. E sono molto importanti perché innanzitutto ti danno un'idea di quello che deve essere il tuo repertorio, ti danno un'idea di cosa devi studiare, a cosa devi stare attento, e poi, come dire, anche se qualche volta magari c'è uno spirito quasi guerrigliero, nel senso che sono dei combattimenti strumentali, in realtà forgiano per certi versi. Qualche volta anche troppo competitive. A me è capitato di essere a Boston per una borsa di studio che ho vinto a Siena Jazz, e ogni sera c'era una jam session, ma la musica lì, come dire, non so, cercare il feeling nella musica, io non ho visto che i ragazzi lo cercavano molto. L'importante era lì e buttare fuori tutto quello che si aveva nel più breve tempo possibile, perché magari per farsi notare da qualcuno. Così la jam session non mi piace. La jam session mi piace quando si cerca di fare qualcosa assieme, insomma. Credo che il jazz sia, come dire, una musica molto sociale, o dovrebbe essere molto sociale, no? Cioè cercare l'interplay, se c'è qualcuno, come dire, non arrabbiarsi se qualcuno non suona quello che ti aspetteresti o queste cose qua, e invece qualche volta non capita. Per certi versi certe correnti del jazz tendono forse ad essere anche un po' settarie, e quelle cose non mi piacciono, mi piace la musica. L'amicizia all'interno di un gruppo è determinante per poter riuscire a lavorare, per riuscire a esprimersi. Noi abbiamo questa grande fortuna, non lavoriamo in un ufficio, non lavoriamo in un ambiente così asettico, facciamo arte, dobbiamo creare, per cui è determinante il rapporto che si crea con i colleghi mentre suoni. E non è detto che con determinati musicisti tu riesca a suonare, devi avere sempre un determinato feeling, deve nascere qualcosa all'interno del gruppo quando suoni. Per cui l'amicizia è veramente fondamentale nella nostra musica, specialmente nella musica jazz. Spero di riuscire ad essere sempre di più me stesso, indipendentemente da un'etichetta o da un modello. E spero che questa cosa mi permetta di stare sereno, cioè non vorrei... Sicuramente c'è bisogno di, come dire, di avere un rapporto con il pubblico, sia quando si è sul palco, sia quando non lo si è. Però, come dire, non posso neanche forzare degli atteggiamenti che so che potrebbero farmi arrivare a delle persone quando in realtà non sono miei. Cerco di comportarmi normalmente, cioè di non essere sgarbato, questo va da sé che è così, insomma. Però sì, non voglio essere troppo simpatico quando in realtà non lo sono. Cerco di relazionarmi alle persone nella maniera normale, come lo faccio nella mia vita di tutti i giorni. Noi tante volte diciamo, ma la gioventù di oggi così guarda solo, ascolta solo, ma vabbè, ma noi cosa facciamo per dare a questi ragazzi la possibilità di ascoltare altra musica? Facciamo qualcosa? No. Io all'interno, nel mio piccolo cerco di valorizzare non solo il jazz, logicamente, ma anche la musica classica. I ragazzi, se hanno un input, se hanno un indirizzo, se vengono educati, no? Viene mostrato loro che cos'è, come si ascolta. I ragazzi per esempio non sono capaci di ascoltare. Io vedo nella scuola, i ragazzi non hanno l'educazione dell'ascolto, e questo poi lo vediamo, e noi musicisti tutti ci lamentiamo nelle sale di concerto, perché la gente chiacchiera, la gente si alza durante il concerto, ma la colpa è nostra, degli insegnanti, della scuola, della società, che non è riuscita a educare i ragazzi. Per esempio, io insegno ai ragazzi, non è che insegno solamente la musica, quando voi ragazzi andate ad ascoltare un concerto, come applaudite? Nel concerto jazz si applaude in un modo, nel concerto di musica classica si applaude in un altro modo, e quando cominci a parlare di queste cose, ragazzi cominciano un attimo a dire, ma cosa significa questa cosa? Sì, perché nel jazz voi potete applaudire quando volete, anzi, se non applaudite quando il solista ha finito, il solista è un pochettino dispiaciuto. Se fate altrettanto nella musica classica, il solista vi tira dietro il violino. Ecco, quando tu riesci così con i ragazzi a instaurare questo discorso, riesci anche a interessare, allora cominci un pochettino ad avvicinarti ad altri generi musicali. Ecco, i ragazzi purtroppo non vedo che non hanno, mentre sappiamo e vediamo all'estero
che la cultura è completamente differente. Su questo riguardo le sale di concerto e l'ascolto della musica. Questo dispiace un po', insomma, perché da italiani ogni tanto ci vergogniamo. Se il nostro pubblico non è abituato a frequentare le sale concerto, i festival che si svolgono nelle piazze delle nostre città lo aiutano a fruire di una musica come il jazz, senza discriminazioni. C'è chi vuole un pubblico selezionato e preparato e chi invece ha orizzonti più aperti. Incontriamo durante il soundcheck un personaggio internazionale che ha idee ben precise al riguardo. Cristian, ascolta, qui c'è una coda eccessiva del rullante. Stefano Bollani, oltre ad essere il pianista jazz più conosciuto in Italia, è il più simpatico ed estroverso, grazie anche alla sua abilità nell'improvvisazione e alla profonda conoscenza dello strumento. A 15 anni hai iniziato a suonare dal vivo e da allora non ti sei più fermato. Quanta dedizione e passione ci vogliono perché un giovane arrivi ad essere riconosciuto anche all'estero? Ci vuole molta passione e molta dedizione. Io sono stato molto fortunato perché iniziando a studiare lo strumento a 6 anni tutto è stato subito un gioco e non solo, ma tutte quello che è la nozione pura e semplice, il solfeggio, le cose noiose, la tecnica, il modo di alzare il dito, di pesare il polso, sono cose che ho potuto studiare appunto da bambino, per cui sono diventate cose naturali. Per cui verso i 15 anni appunto ho iniziato a suonare con gente più grande di me, mi divertivo, venivo addirittura pagato, perché insomma è stata una grossa fortuna. Non è così semplice, immagino, iniziare a suonare uno strumento quando si è già adulti, perché c'è una parte molto noiosa che purtroppo è necessaria, che uno eviterebbe volentieri quando ha 20 anni. Ecco. Durante questi anni hai sempre dedicato delle serate nei locali o nelle manifestazioni jazz del Veneto, allietandoci con la tua simpatia. Come consideri il pubblico che ti viene ad ascoltare? Pensi si stia evolvendo? Pensi si stia affinando il gusto musicale? Sta aumentando il pubblico, questo è un dato di fatto. Si tende sempre a dire che più sono e di conseguenza probabilmente capiscono meno. Questa è una brutta idea che il jazzista ha del pubblico, no? Cioè tutti quelli che fanno molto pubblico probabilmente si stanno sporcando e stanno facendo una cosa più commerciale. Io personalmente non la vedo così, credo che invece esista sempre più in tutta Italia un fenomeno tutto italiano, un pubblico trasversale che va ai concerti di Bjork, di Pat Metheny, di Paolo Conte, e poi viene anche a sentire jazz e poi magari il giorno dopo va a vedere un concerto di Beethoven, anche se è un po' più improbabile. Comunque c'è un pubblico trasversale fra jazz e buona musica leggera che è interessante e dove ci conviene andare a pescare. Per il Veneto in particolare poi io ho un affetto e un legame perché mia madre è veneta, di Costa di Rovigo, per cui insomma quando vengo qua ovviamente più vicino a Rovigo sono e più mi sento a casa, ma anche nelle altre province. Insomma. Quindi possiamo dire che Stefano Bollani, oltre ad avere nel sangue il jazz, ha anche un po' di Veneto. Assolutamente, io da bambino venivo spesso proprio a Costa, quindi poi il sangue c'è, ho la mamma, quindi è discendenza diretta, non si può sfuggire. Come consideri i musicisti jazz veneti? Beh, dunque io stavo appunto pensando che non ho lavorato molto con musicisti veneti, o almeno mi vengono in mente ovviamente i fratelli Tonolo, in particolare Pietro, con cui ora è tanto che non suoniamo insieme,
vabbè, e quindi posso parlare di quelli che conosco, di conseguenza parlo di Pietro, che secondo me è un grandissimo del sassofono, un grandissimo in generale. Poi c'è Paolo Birro, c'è il fratello di Pietro, Marcello Tonolo, che sono due ottimi pianisti. Ci sono molti pianisti in Veneto, in effetti, perché se non mi sbaglio Bruno Cisselli è veneto, ma forse è più spostato verso il Friuli. Comunque ci sono le scuole di musica in Veneto che funzionano. Ci sono i festival che da tanto tempo vanno avanti, a Vicenza, ma c'è tanta musica anche a Padova, insomma, per cui immagino che questo aiuti i giovani musicisti a formarsi. Suonavo in trio con Mauro Beggio, mi stavo dimenticando di Mauro Beggio, che è di Valdagno e che non vedo da un po', però insomma avevamo un ottimo rapporto, è un altro grande musicista.